In principio furono le accuse lanciate dall'ex vicepresidente del Consiglio Comunale Giuseppe Di Rosa, che senza mezzi termini paventò che dietro la redazione e approvazione del piano regolatore generale di Agrigento potessero esserci mazzette pagate da imprenditori a funzionari comunali e amministratori, uomini potenti del passato politico di primo piano. Imprenditori senza scrupoli, pronti a tutto pur di ottenere quanto cercavano. La Procura di Agrigento nel 2015 aprì una delicatissima e inevitabilmente difficile inchiesta a caccia di corrotti e corruttori. Venne sequestrata una registrazione audio di un colloquio tra lo stesso Di Rosa e l'onorevole Angelo La Russa, suocero dell'allora sindaco Marco Zambuto. Vennero intercettati tutti i protagonisti, alcuni involontari della vicenda, e venne anche interrogato l'ex assessore e consigliere comunale Michele Mallia, che di piano regolatore, abusivi ed abusi aveva grandi conoscenze. Furono iscritti nel registro degli indagati Angelo La Russa, ex deputato nazionale e regionale, Marco Zambuto, ex sindaco di Agrigento, Domenico Sinaguglia, funzionario comunale, Gaetano Greco, allora dirigente dell'ufficio tecnico comunale, e gli imprenditori edili Paolo Vattano, Salvatore Licausi, Giuseppe Pullara. Le accuse in concorso ipotizzate: corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, uso abusivo di sigilli e strumenti vari, associazione per delinquere, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Poi, mentre erano intercettati, tutti gli indagati vennero interrogati dalla Digos della Questura di Agrigento, che contemporaneamente controllava passo passo gli imprenditori che al telefono parlavano parecchio. Nonostante tutti gli sforzi investigativi profusi, gli inquirenti, scrivono i magistrati della Procura, non si è riusciti a raggiungere la prova delle corruzioni ipotizzate, anche se di corruzioni spesso si parlava. E così è scattata la richiesta di archivazione per tutti, che è stata accolta dal GIP del Tribunale di Agrigento Alessandra Vella, ma tra le pagine della richiesta emergono passaggi significativi e preoccupanti laddove si scrive: in conclusione delle attività espletate è emerso un quadro complessivo di inquietante commistione tra interessi privati e pubbliche funzioni, all'interno del quale un ruolo decisivo è stato ricoperto da imprenditori edili. Nelle intercettazioni ambientali si fa esplicito riferimento ad ingenti somme di denaro corrisposte a consiglieri delle passate amministrazioni, proprio per condizionare l'iter di approvazione del nuovo PRG.